Buongiorno a tutti, soprattutto a tutti i ragazzi che immagino siano collegati all'iniziativa. Sono il professor Nembrini, ho concordato con gli organizzatori della manifestazione uno strano intervento stamattina che può divertire e nello stesso tempo dire cose sensate e utili. Dico divertire perché è una fiaba, quella che presenterò, la favola che tutti conoscete, almeno tutti gli italiani conoscono nei suoi termini fondamentali, che è Le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi. E qui immagino che voi ragazzi in particolare vi venga da ridere, Pinocchio. Cosa c'entra Pinocchio? L'abbiamo messo via quando avevamo 8 anni e non l'abbiamo più ripreso perché è roba per bambini. Ecco, prima cosa allora chiariamo che in fondo come tutte le fiabe, come tutte le favole, nascono per i bambini ma se le godono i grandi, perché una fiaba è sempre il tentativo di un adulto di raccontare qualcosa di profondamente vero in un linguaggio che è appunto quello immaginifico caratteristico dei bambini. A me è capitato proprio di scoprirlo cammin facendo, anch'io come voi credo ho archiviato Pinocchio a 6 o 7 anni, mi sembrava proprio una roba per bambini piccoli, neanche per quando facevo l'ultimo anno elementari delle medie mi sembrava già di essere più grande di Pinocchio. E l'ho archiviato e mi è accaduto invece di ripescarlo in un modo un po' rocambolesco, che è questo, ve lo racconto in breve, ma perché è significativo. A un certo punto della mia vita, io che ho sempre desiderato insegnare, poi magari vi racconto perché anche da questo punto di vista forse c'è qualcosa di utile da dire. A un certo punto della mia vita vengo chiamato a insegnare e a insegnare religione per una serie di ragioni. Il vescovo di Bergamo mi chiama, io in quel momento stavo lavorando in fabbrica e mi dice vorresti insegnare, ti piacerebbe? Sì, sì, assolutamente. Religione, abbiamo una cattedra libera e quell'estate mi sono ritrovato a chiedermi seriamente ma adesso cosa faccio? Non ci si inventa un mestiere così dalla sera alla mattina e cercavo di immaginare il programma, i contenuti, cosa dire a ragazzi di 18 classi, a 18 classi delle medie in ordine all'ora di religione. Non era una scelta facile e ci stavo proprio un po' andando sotto, insomma, preso dal panico. E invece capito in una libreria, mi incuriosisce un libro che si intitolava Contro Maestro Ciliegia, commento teologico alle avventure di Pinocchio. Era scritto da un vescovo, poi diventato cardinale, il cardinale Giacomo Biffi, compianto cardinale Giacomo Biffi, che fu vescovo di Bologna. Da vescovo, insomma, pubblica questa sua interpretazione, un'interpretazione sorprendente perché insomma, si sfida se stesso ad andare a vedere se per caso la fiaba di Pinocchio, sotto il linguaggio così semplice, così anche divertente, così immaginifico, perché ha delle immagini, dei personaggi straordinari, un'invenzione, un'inventiva incredibile, se sotto questo linguaggio non c'è invece un messaggio importante, clamorosamente attuale e moderno, da andare a ricercare, come dire, nascosto tra le righe. Il messaggio, secondo l'ipotesi che lui elabora, che lui presenta in questo testo, il messaggio sarebbe quello di identificare nelle avventure di Pinocchio la grande vicenda di tutti, la vicenda dell'uomo in quanto tale. Un uomo che, almeno nelle interpretazioni di Collodi, esce dalle mani di un padre creatore, che lo pensa, lo desidera, lo attende, lo realizza poi proprio come compagno, quindi come figlio, ecco, sorprendentemente come un figlio che però fa subito la scelta di ribellarsi a questo padre, di farsi gli affari suoi e tutta la storia sarebbe la storia dell'uomo nel suo tentativo di ritrovare il padre. Ora si può essere o non essere d'accordo con questa interpretazione, si può discutere finché si vuole, ma certamente è un'ipotesi assolutamente interessante. Io mi sono lanciato, anche perché, detto così un po' a bassa voce,
mi ha risolto un problema, mi ha salvato la pelle sto libro, perché mi ritrovavo 36 capitoli di una storia da cui questo autore, questo Biffi, tirava fuori nozioni e come dire, aspetti della religione cattolica, della tradizione cristiana del nostro paese, con una chiarezza, una profondità e una sistematicità che, insomma, avevo pronto il programma di religione, 36 capitoli, le ore di religione erano 32, 33 nell'arco dell'anno, avevo lì proprio il programma lezione per lezione, quindi è stato un'ancora di salvezza veramente. E ho scoperto abbastanza in fretta, cioè proprio anche nel rapporto con i ragazzi, nel dialogo con loro, 8 anni, 8 anni ho insegnato religione con questo testo anche alle superiori, ma lo farei anche con degli adulti perché è veramente una storia straordinaria che vale la pena riguardare nel suo significato profondo. In 8 anni, figuratevi, sono venute fuori questioni meravigliose, la lettura si è continuamente arricchita delle osservazioni dei ragazzi. Io vi accenno, poi chi vorrà potrà approfondire la cosa, non sta bene che l'autore si faccia pubblicità, ma qui è necessario farlo. Io ho appena pubblicato Le avventure di Pinocchio di Collodi, cioè il testo della favola, con il mio commento capitolo per capitolo e le illustrazioni di Gabriele Dell'Otto, che è lo stesso illustratore che sta facendo con me, sta preparando con me l'edizione per la Mondadori della Divina Commedia, interamente commentata da me e illustrata da lui. Quindi disegni anche questi di Pinocchio meravigliosi. Vale la pena però, prima, poi il resto lo ritroverete lì, ma vale la pena chiarire 2 o 3 cose velocissime, fondamentali come criterio, perché altrimenti uno gli resta un po' questa sensazione di andare a leggere una cosa per bambini che non c'entra con i problemi gravi che magari sta vivendo e che tutti in qualche modo in questo secondo lockdown stiamo vivendo insieme, insomma una fatica, una circostanza tutta da capire. A uno può venire la tentazione di dire c'ho altro da pensare che alla fiaba di Pinocchio in questo momento, invece no, proprio lì possiamo trovare suggerimenti importanti, basta superare il pregiudizio con cui lo sentiamo, appunto quel pregiudizio che ci viene da una lettura fatta da bambini e per bambini. Cioè, per esempio, proviamo a chiarire subito una cosa, che c'è un aspetto nelle avventure di Pinocchio lette a quell'età che è insopportabilmente moralistico, cioè sembra un continuo richiamo di fare il bravo, di fare metti la testa a posto, le cattive compagnie, cioè una roba veramente che se fosse così sarebbe veramente insopportabile. Questo ragazzino, questo burattino barra ragazzino che è continuamente richiamato a comportarsi bene, a diventare, lo scopriamo poi nella conclusione della vicenda, a diventare un ragazzino per bene. Ecco, però proviamo a superare appunto la prima impressione insopportabilmente moralistica. E se fosse invece che quel ragazzo per bene volesse dire un ragazzo, cioè un uomo nato per il bene, fatto per il bene, la cosa comincia a diventare, mi pare, interessante per me e per i miei alunni, certamente lo fu. Se siamo fatti per il bene, vuol dire almeno 2 cose, che un orientamento nella vita è possibile. C'è qualcosa che anche confusamente attendiamo e che la parola bene esprime in modo chiaro in tutta la nostra tradizione. Il bene, cioè l'altra parola che potremmo usare è felicità. Felicità è un appagamento vero, una soddisfazione vera dei nostri desideri più veri, del nostro desiderio più vero che è quello che la vita sia grande, sia mossa, sia piena di gusto, di avventura, sia una strada vera che porta da qualche parte.
essere fatti per il bene è il primissimo grande richiamo che ci viene proprio dalle avventure di Pinocchio. Siamo fatti per il bene, siamo ragazzini, in questo senso siamo ragazzini per bene, ma già questo voi capite che richiede un coraggio mica da ridere. Oggi poi dove le, tra virgolette anche qui, tentazioni sono così, insomma, sono così evidenti, sono così, è un momento di crisi così generalizzata, così profonda, così radicale, un cambiamento d'epoca, dice sempre Papa Francesco, non un cambiamento epocale, un cambiamento d'epoca proprio che ci ritrova tutti in difficoltà e la grande tentazione è quella di non impegnarsi, è quella di dire, vabbè, insomma, godiamoci quel poco che c'è, le fatiche, i ragionamenti, lasciamoli fare a chi c'ha voglia, io mi godo la giornata. Il carpe diem sembra essere diventato la regola, ma non è neanche così vero, perché il carpe diem, cioè goditi quello che c'è sul momento, lascia stare sogni e pensieri e futuro e responsabilità, non è poi vero che diverte. Se siamo onesti, quante volte l'hanno riconosciuto tanti ragazzi da quando insegno, porre questo tema alla fine, dopo mezz'ora, ha sempre voluto dire una ammissione in fondo di una tristezza, perché tu puoi arrivare anche al paese dei balocchi, puoi anche far finta di fare il cretino, di fare sì, di dare sfogo e soddisfazione ai tuoi denti, a fare e piace, e poi alla fine ti ritrovi con un gruppo in perché la vita urge, la vita ha insopprimibili, appunto di bene, di un bene con la B maiuscola, di un bene grande, di un po' di felicità. L'esigenza di sentir bene, che qualcuno mi affermi nel mio valore abbracciandomi, perdonandomi, accogliendomi così come sono, senza pretendere prima che cambi. Insomma, quel bene ha una faccia precisa è descrivibile come un'esperienza precisa. Bene, tutta la vicenda di Pinocchio alla fine sta esattamente in questa, richiamato costantemente a ricercare il bene facendo delle scelte concrete, cioè orientandosi in modo molto, molto chiaro, molto coraggioso, anche a volte rischiando di sbagliare. Quindi questa prima questione mi sembra assolutamente decisiva per il tema anche che state affrontando, che in fondo è quello, adesso cosa faccio? Nella vita cosa faccio? Cosa vuol dire realizzarsi nella vita? Ecco, io mi permetto di dirvi che la prima cosa che ci realizza nella vita è ascoltare il nostro cuore, ascoltare questa natura profonda che in modo inequivocabile manifesta delle esigenze importanti, profonde e che in fondo costituiscono il legame vero tra gli uomini. Credo ogni amore, che sia l'amore per la donna, per l'uomo, che sia l'amore nella forma dell'amicizia, che sia l'amore nella forma di un maestro che capisci che vale la pena seguire, che sia l'amore per ciò che ami, per le attività, le professioni, gli ambienti che ami. Ogni amore è sempre questa, realizza sempre, risponde sempre in qualche modo a questa esigenza di bene e di felicità, però bisogna prendersi molto sul serio. Ecco, io, se c'è una cosa che ho imparato da Pinocchio è che quando è che sbaglia? Non quando sbaglia a scegliere una professione piuttosto che un'altra. Anzi di quello, ve lo dico subito, non abbiate troppa paura di sbagliare. Si può sbagliare scegliendo la facoltà universitaria, si può sbagliare scegliendo un certo lavoro, si può sbagliare e ci si corregge, dov'è il problema? Non è una tragedia. Ho visto alunni sbagliare
scegliendo per esempio non fare un accidente di niente a scuola e quindi essere in qualche modo penalizzati, bocciati piuttosto che, improvvisamente poi invece ritrovarsi a volte in forza di quello sbaglio, di cui hanno accettato la correzione, il giudizio, le conseguenze, proprio in forza di uno sbaglio, ritrovare una strada, ritrovare le motivazioni per poter andare avanti e, insomma, e azzeccarci. Sì, fare dei passi significativi proprio nella direzione di un minimo di felicità cui sentiamo tutti di avere diritto. Ecco, messa così la fiaba di Pinocchio, immaginate cosa diventa. Se la leggiamo in questo modo, cioè come storia di uno che ci prova, scusate, storia di uno che ci prova, cioè che va a vedere se sia possibile guadagnare questo bene, improvvisamente tutto si illumina di una profondità straordinaria, ce lo si gode proprio pagina per pagina, riga per riga, e si scopre quello che volevo anticiparvi, quello che volevo dirvi stamattina, e cioè che Pinocchio è veramente la storia di continue scelte. Continuamente si ritrova a dover scegliere. Ma badate bene che vale la premessa che ho fatto, la prima è la questione più decisiva. Tutte le scelte concrete che nella vita facciamo, la professione, l'abitazione, il tempo, il passatempo, tutte, anche quelle apparentemente più insignificanti, in fondo dipendono tutte dal grande orientamento che la nostra vita ha preso o può prendere proprio in questa occasione, in questi frangenti, in questo momento così decisivo per alcuni. Immagino la scelta dell'università, la scelta della specializzazione, la scelta della professione, la scelta dell'amorosa o del moroso, la scelta di un certo modo di stare davanti alle cose, la scelta di vivere la pandemia in un modo rinunciatario, frustrato, oppure da protagonisti per andare a vedere cosa ci può essere di bene per noi anche in una circostanza faticosa. Insomma, le scelte particolari della vita dipendono da una grande scelta. È come, non so, è come dire, è come ragionare dei passi che uno fa e se ti chiedo perché vai in questa direzione, se non c'è una meta da raggiungere, il passo che stai facendo è indifferente farlo a destra, a sinistra, avanti o indietro e ti ritrovi spesso al punto di partenza dopo grandi fatiche e grandi camminate. Decisivo è scegliere la meta, decisivo è lo scopo che dice la bontà dei mezzi che si usano, è la meta che decide la bontà dei passi che si fanno. Avere una meta precisa, e io credo che debba essere questa, una lealtà con il proprio desiderio di bene, è la prima grande scelta. Tutte le altre ne conseguiranno. Non sottovalutiamo questo richiamo che ci viene proprio in modo straordinario dai primi capitoli delle avventure di Pinocchio. C'era qualche tentativo di intervenire da parte di qualcuno? Sento ogni tanto dei suoni? No, vado avanti. Eh, ecco, dicevo, i primi capitoli di Pinocchio in questo sono assolutamente clamorosi. Allora, mettiamoli in fila anche solo velocissimamente, ma provate a immaginare quanto sono decisivi, quanto suonano come la grande condizione, la grande premessa perché poi tutto il resto avvenga in modo soddisfacente. E allora sono i capitoli della creazione, cioè Pinocchio viene creato da Geppetto che lo sente subito come figlio, lo sente subito come un bene per sé e gli si affeziona immediatamente. È incredibile, tra l'altro, la profondità di questa invenzione. Come fa un falegname a chiamar figlio un pezzo di legno ancora deforme, non gli ha ancora fatto nelle gambe, nei piedi, ha lì solo la testa abbozzata e gli dice birba d'un figliuolo. Birba d'un figliuolo. La prima grande scelta
è essere leali, fedeli, non so come dire, alla propria natura. Dopo uno qui può, come fa Bifi, interpretarlo proprio come una rilettura dell'atto della creazione da parte di Dio, ma non è necessario arrivare fin lì. Basterebbe la lealtà di uno che dice non mi sono fatto da solo, non mi do la vita da solo, c'è qualcosa di grande, di più grande di quel che oggi capisco e sento da cercare sempre. C'è una curiosità da vivere. O se preferite, ieri sera ascoltavo con alcuni amici la bellissima canzone Il desiderio di Giorgio Gaber. Ecco, è da essere leali almeno, se non riconosciuto come religiosamente, in modo esplicito, come Dio creatore. Essere fedeli se non a Dio creatore, ma alla origine che ci caratterizza, a quel desiderio. Qualcuno lo chiama cuore, qualcuno lo chiama ragione, insomma, chiamato come vi pare, ma c'è nell'uomo qualcosa che lo spinge continuamente in avanti. Essere fedeli a questa spinta, a questa volontà tenace di bene per sé, per le persone che si amano, in fondo per il mondo intero. È la grande scelta che precede a tutte le altre. E così noi vediamo Pinocchio che deve scegliere subito, per il padre o no, per questa lealtà o no, e sceglie di no fuggendo dalla casa paterna, fuggendo da questo richiamo che gli viene da dentro, tanto è bellissimo perché questo richiamo al bene, alla felicità, questo richiamo alla lealtà con se stessi, un mio grande amico prete userebbe la parola tenerezza, abbiate un po' di tenerezza per voi stessi, rispettatevi, stimatevi per la grandezza del vostro desiderio, almeno questo come punto di partenza. Nella vicenda di Pinocchio non solo gli viene detto dal padre nel momento in cui lo crea, non solo lo sente come esigenza sua, ma gli viene proprio nel momento in cui decide no, gli viene su subito da dentro, cioè dall'esperienza, dalle cose con cui ha a che fare, gli viene su come un richiamo, un appello che è la famosa voce del grillo parlante, altra invenzione straordinaria, perché il grillo parlante, scusate, tutti gli animali nella fiaba di Pinocchio parlano. Perché solo il grillo è definito parlante? Perché è la voce per eccellenza, cioè la voce della coscienza, la voce di quella radice, di quel punto di mistero che ci abita e che ci tiene in vita, che ci fa muovere. Quella voce, nonostante la fuga da casa, nonostante sia riuscito a liberarsi del padre che ritiene vessatore, autoritario, eccetera, quella voce continua a farsi sentire e con attraverso la figura, il simbolo del grillo parlante, Pinocchio è costretto a questa lealtà con se stesso. Pinocchio, stai attento, non si fa così. C'è un bene grande che puoi perseguire. Non puoi pensare di accontentarti in questo modo con cui tante mode, immagini, informazioni, insomma, il mondo intero dice il contrario, ma chi se ne frega, non funziona. La voce del grillo parlante dice Pinocchio, no, ti devi impegnare con la vita se vuoi venirne fuori. Sei fatto per cose grandi, per un bene grande, ma questo esige un minimo di fatica, un minimo di... esattamente come tutte le cose belle della vita, no? Cioè, tu capisci, guardi la vetta del Monte Bianco e dici, certo, sono fatto per arrivare là, per meno non va bene, ma arrivare là costa una fatica proporzionata alla grandezza del risultato. Sono solo le cose che non contano niente, che non costano niente. Quello che conta davvero costa davvero. Ecco, Pinocchio si trova a rifiutare questa ipotesi di bene per sé, a fregarsene perché preferisce andare in giro a fare pirla. E poi questa voce glielo ricorda, ma la fa tacere a martellate, facendo violenza a se stesso. Uccide il grillo con una martellata
che rimane lì stecchito alla parete e se ne va fuori casa, se ne va per il mondo tutto allegro, convinto di avercela fatta, di essersi realizzato proprio nel momento in cui dimentica e perciò tradisce se stesso e il suo desiderio vero. Allora tutta la vicenda cambia e si vedono a raffica descritte conseguenze terribili di questa mancata decisione. L'inimicizia con gli uomini, gli altri sono sempre dei nemici, sono sempre un minimo, ti rubano loro, ti rubano la donna, ti rubano i soldi, tutti ti derubano e ti vogliono morire. Cioè senti il mondo nella figura di un vecchietto che gli getta una secchiata d'acqua in testa, la realtà stessa intorno non ti parla più di un bene, ma ti intristisce, ti fa incattivire, ti fa incazzare, tuoni, lampi, fame, incomprensione degli altri, fino a avere come risultato finale una, mi verrebbe da dire, una distruzione di se stessi in quel bellissimo, efficacissimo esempio di Pinocchio che tornato a casa si brucia i piedi. Affamato e non trova niente che gli dia soddisfazione, si ritrova anche distrutto nella sua persona, nel suo... Ecco, da lì poi di nuovo tutta una serie di decisioni, il padre che lo perdona, lo ricostruisce, ma lui scappa di nuovo. Lui scappa di nuovo e di nuovo si pone l'alternativa tra l'avere uno scopo, prendersi sul serio, ragionare di fronte alle cose, nel decidere, nello scegliere per il bene oppure per ciò che bene non è, perché poi tutti, insomma, con Pinocchio si capisce bene, tutto vale, cioè uno se mi dicesse ma io, come dire, perseguo nelle scelte che faccio uno scopo, lo stipendio alto che mi permetta di vivere. Volete che gli dia tutto? Certo che è un bene. I soldi sono un bene. Realizzare i propri sogni è un bene. A trovare la donna giusta, ammesso che anche in questo si abbiano ancora le idee chiare, trovare una donna giusta è un bene, avere gli amici è un bene, divertirsi è un bene, andare in montagna è un bene, avere la piscina è un bene, tutto è un bene. Se c'è il bene con la B maiuscola come meta da guardare. Quando ero piccolino il mio catechista mi faceva scrivere alla lavagna, scrivi, sai cosa vale avere una bella professione nella vita? Zero. E mi faceva scrivere la lavagna zero. Io un po' perplesso scrivevo, ma ero un po' perplesso. Non sai cosa vale avere un sacco di soldi nella vita? Zero. Scrivi zero. E giù un altro zero. La laurea che hai sempre su zero e zero. Quando avevo fatto una fila di zeri mi diceva, vedi, tutte queste cose non valgono niente se non c'è il numero a priori che viene prima, che li valorizza, che gli dà senso. Prova a mettere un 1 davanti a questa fila di zeri. E io mettevo 1 e scoprivo di aver scritto 1 miliardo, perché quegli zeri allora avevano senso, ma ci vuole l'1 davanti, perché la vita sia sentita come un bene e sia un bene la professione, e sia un bene davvero avere una donna, e sia un bene fare dei figli, mettere su casa con la fatica e tutte queste cose costano. Sono tutta la vita è un bene, fatta di piccoli beni se c'è all'inizio la grande decisione, il grande orientamento. L'altra cosa che voglio dirvi, e tra poco devo chiudere, spero solo di riuscire a farvi venire voglia di approfondire i temi che sto dicendo. L'ho accennato prima, non abbiate paura di sbagliare. Se uno vuole andare in cima al Monte Bianco, è pericoloso sbagliare, si può rimanere di notte fuori all'addiaccio e non è una bella cosa, ma insomma, chiara la meta, si tratta solo di avere il coraggio e la pazienza di riprovare sempre. Lo sbaglio, anzi, può perfino rivelarsi utile, corregge, insegna, fa maturare. Non è una cosa, è così umano.
è così umano sbagliare che non dovete mai averne paura. Primo, perché c'è sempre qualcuno che ci perdona. Secondo, perché, ripeto, dice il proverbio, no? Sbagliando si impara, si va anche per tentativi. A me fa un po' impressione quando sento i ragazzi della vostra età che dicono ho studiato per questa roba, se non si realizza guai, se non trovo il lavoro per cui ho studiato insomma non va bene, mi sento frustrato, non ho realizzato. E io dico sempre, ragazzi, calma, calma, il problema è che le circostanze raramente nella vita assecondano in modo così piano e facile i nostri sogni e i nostri desideri. Certo, se lo scopo della tua vita con la S maiuscola, se il bene grande della vita fosse diventare, che so io, ingegnere della Coca-Cola e poi non ci riesci, sei morto. Ma se il bene è una cosa più grande e più profonda che nessuno ti può togliere, neanche quando ti licenziano, neanche quando ti pianta la donna, neanche quando i figli ti fanno tribulare, neanche quando piove, nessuno e niente ti può togliere, allora vinci tu. Vinci tu e le circostanze in cui sei, tra virgolette, costretto a vivere, con le quali sei costretto a fare i conti, diventano anche quelle apparentemente contro di te, diventano per te. Questo mi pare il segreto di ogni scelta e che Pinocchio ci ricorda in modo clamoroso in tutte le alternative che vive. Geppetto, il padre, o Mangiafuoco, un padrone, perché non c'è una terza possibilità. Nella vita funziona così, o un padre o un padrone. Doretta alla fata che tra l'altro mi suggerisce una serie di medicine amare da prendere, perché la vita è fatta così, l'abbiamo detto, c'è un sacrificio da vivere per diventare grandi. Doretta alla fata che mi indica questa strada, o Doretta a quel pirla là di Lucignolo che mi dice ma va fatta, ma lasciala stare, c'è un paese qui che ci si va a divertire che non ha idea, fatto da 3 domeniche, 4 giovedì o qualcosa del genere, cioè sempre vacanze perché allora non si andava a scuola di giovedì, oppure l'alternativa tra il gatto e la volpe, il gatto e la volpe che gli dicono, gli fanno credere che esiste il campo dei miracoli. Il campo dei miracoli, cioè una possibilità per cui la vita senza fatica e senza dolore e senza responsabilità possa diventare grande, anzi fruttare ricchezze enormi. Il campo dei miracoli, sapete bene come è andato a finire, anche lì devi scegliere e vuoi per ingenuità, vuoi per comodità, vuoi per vizio o per sbaglio, vuoi per peccato o per colpa, tende a scegliere sempre dalla parte sbagliata. Io credo che rileggere questa fiaba e andare a vedere per noi verificare insomma questa scommessa, se in ogni circostanza quale professione scegliere, perché poi uno la professione la deve scegliere. I talenti uno li ha, i gusti li ha, c'ha voglia di fare ed è assolutamente quello da perseguire, ma con la profondità, con la saggezza di chi sa che se riesco ad arrivare lì, bene, ma bene minuscolo. Se non riesco, bene lo stesso, perché anche questa apparente contraddizione, questa difficoltà, può essere un passo verso il bene con la B maiuscola, cioè il compimento di me perché uno scopo nella vita comunque ce l'ho. Io ho vissuto così, se vi raccontassi, adesso non c'è tempo, ma la mia biografia è stata tutta questo dovermi richiarire lo scopo di fronte a condizioni che mi tagliavano le gambe tutte le volte, cioè volevo fare le superiori, non ho potuto farle. Poi siamo convinti con mio padre a farmi tentare e volevo fare il liceo classico, niente, non potevo farlo per una serie di leggi che c'erano. Allora ripiego sullo scientifico,
ma anche quello dopo 2 anni lo devo lasciare perché il papà si ammala e devo andare a lavorare. 3 anni in fabbrica. 3 anni in fabbrica mentre io volevo con tutto me stesso fare il liceo. Capite? Però il ricordo che ho di quegli anni, c'è un aspetto di sofferenza evidentemente, perché se te dai 15 ai 18 anni fai i turni in fabbrica di notte perché si guadagnava il doppio, i turni in fabbrica di notte davanti a una macchina che stampa oggetti di plastica, mi ricordo ce n'erano 3 macchine a cui dovevo stare dietro, stampavano cestini di plastica da mandare in Israele per l'esportazione delle fragole. Tu sei lì una notte intera da solo a vedere questa macchina che si apre e si chiude, a fare cestini di plastica da solo per 10 ore. Certo che non è gratificante, ma lo scopo era così chiaro che non ne ho mai sofferto in modo da sentirmi un fallito, un frustrato, anzi per certi versi ero orgoglioso di lavorare, orgoglioso di dare una mano ai miei e il pensiero che avevo era quello. Sto aiutando il mio papà e la mia mamma, sto cercando di fare una cosa grande e perciò ho potuto vivere anche quelle circostanze. Bene, mi raggiungono le domande a cui proviamo a rispondere velocissimamente, credo, perché stiamo sforando. Se ogni scelta che faccio è sempre quella sbagliata, ti manca qualche amico che ti dica guarda che questa è giusta, cioè si può anche sbagliare tanto, ma sempre mi sembra veramente impossibile. E se lo scopo perseguito è quello che abbiamo detto stamattina, qualcosa di giusto in ogni scelta che fai c'è, se sei serio con quella domanda. Poi io credo che sia impossibile sbagliarle tutte. Bisognerebbe capire cosa c'è dentro, perché sbagliare scelta lo dici tu o lo dicono gli altri. È l'esperienza giudizio su me. Insomma, sarebbe interessante entrarci dentro. L'altra è difficile oggi da operatore individuare la meta, il sogno da realizzare. Sì, certamente è più difficile in una società complessa come questa, dove si studia oggi per un mestiere che non esiste, perché tutto cambierà e dovremo fare i conti con mestieri per cui non siamo preparati. E la tecnologia che esplode e sei sempre più indietro di qualcun altro in termini proprio anche di competenza. Sì, è vero, è tutto più difficile, ma proprio per questo, proprio perché c'è una varietà tale di scelte che bisogna trovare un punto di consistenza della persona, della tua persona, che permetta questa variabilità, questa elasticità di cui peraltro c'è bisogno per vivere e per trovare lavoro. Non c'è più bisogno di una competenza specialistica come una volta. Più eri specializzato, più facilmente trovavi lavoro. Adesso è quasi il contrario. Non ti si chiede per trovare lavoro, per trovare una strada, una specializzazione fino all'inverosimile, ma tanta elasticità. In questo senso la competenza umana che l'impostazione di Pinocchio dà, la competenza di chi sa guardare allo scopo con l'S maiuscola, è il vero segreto anche del successo nelle professioni e nel mondo del lavoro. Guardate che non sono cose, insomma, delle buone intenzioni pseudo-cattoliche per mettere a posto la coscienza. Quella che descrivono le avventure di Pinocchio è la scelta di uno furbo, di uno che vuole il centuplo qua giù, di uno che vuole realizzarsi davvero. Ma il segreto perché le scelte particolari realizzino il nostro desiderio vero è vivere all'altezza di quel desiderio. E questo lo si impara da grandi maestri e da grandi amici. Orientatevi su questo e vedrete che la cosa funziona. Orientatevi vuol dire scegliete la meta, gli amici con cui fare il viaggio e a chi andare dietro per non perdersi lungo il cammino. Quando avete deciso queste 3 cose, ragazzi, ne avete fatto di orientamento, cioè siete orientati. Come sappiamo di avere fatto la scelta giusta? Ma credo che sia. Mi hanno insegnato che l'esperienza
quello che ti suggerisce la giustezza della scelta. Insomma, è tanto più giusta quanto più genera in te godimento, soddisfazione, felicità nel senso profondo che abbiamo detto, non il godimento istintivo. Perché poi per il resto la scelta giusta, giusta, giusta non so neanche se arriverà mai. O comunque sappiate che la scelta più giusta fatta alla vostra età mostrerà dei limiti e mostrerà delle possibili conseguenze non immaginate prima, ma proprio questo fa vedere che un uomo è un uomo, perché la affronta con realismo, consapevole di quel che comporta. È inutile fare come Pinocchio che nei momenti di buona, oh, il mio papà che bene che mi vuole, mi ha guarito, adesso domani vado, lavoro, gli prendo una giacca d'oro con i diamanti, tutte cazzate, perché non funziona così. Non è sparando sogni che si diventa grandi, ma verificando sulla propria pelle un'ipotesi precisa, un'ipotesi chiara, un'ipotesi di meta, come ho detto prima, uno scopo chiaro, 4 amici con cui fare la strada, un maestro, una guida a cui andare dietro. Queste 3 cose fanno la grandezza di un uomo. Non c'è niente da fare, non se ne esce. Tant'è che tutte le alternative di Pinocchio sono così. Allora segui la fata o segui il paese dei balocchi? Perché tanto qualcuno segui. Non è che puoi pensare io sono figo e me la cavo da solo. No, no, qualcuno segui. Se è bravo, cioè se è veramente un maledetto, lo segui senza accorgertene, se è proprio bravo. Ma questo è una cosa che fa il male, che fa il diavolo, perché è diabolico veramente questa tentazione. L'omino che guida il carro, che porta i ragazzi, l'omino di burro, che guida il carro che porta i ragazzi al paese in balocchi, è apparentemente untuosamente, fastidiosamente gentile, buono, ma in realtà è di una crudeltà spaventosa. Quando morde via un orecchio a uno degli asinelli che cerca di avvertire Pinocchio di non salire, gli morde un orecchio, fingendo di parlargli. E noi sapremo dopo, che quelli lì sono tutti bambini trasformati in asini. Insomma, ma che la scelta giusta, ripeto, ti accorgi che è giusta la strada che stai facendo perché ti avvicina alla meta, constati che man mano la meta si avvicina, cioè il godimento della vita con il minimo di felicità di cui abbiamo parlato prima si realizza davvero. E questo bene, la domandona è arrivata, quella che mi permette di concludere alla grande, e questo bene a priori qual è? Non a priori, che viene prima sempre, che va affermato sempre in ogni istante e dentro ogni scelta. Quale è? Ciascuno lo scopre per sé. Se mi fate raccontare la mia storia, le mie vicende personali, oggi, a questa veneranda età, dico, per me la fede cristiana, la conoscenza di Cristo presente nella storia degli uomini è lo scopo di tutto. E devo dire che mi ha fatto fare proprio quell'esperienza che ho descritto. Ma ciascuno scelga per sé, nel senso che può dare il nome o ricercare quella cosa grande per cui siamo fatti e capirlo nel tempo quale è per lui. Ma sono convinto che il problema più grave è quello che abbiamo detto stamattina, impegnarsi con questa domanda, cioè essere leali, abbiamo detto, sentire una vera tenerezza per se stessi e perciò essere leali con i propri desideri, con le proprie domande. In questo sta il bene comunque che si può affermare a priori dentro le cose. Come la realtà risponda, come il Padre Eterno risponde, insomma dove porta questa grande domanda, ognuno ha la sua storia, ognuno lo dirà per sé. Ripeto, per me è la fede cristiana, per altri possono essere altro. Quel che mi premeva stamattina era non dare le risposte,
aiutarvi a capire la domanda, aiutarvi a capire questa questione dell'orientamento, che cosa c'è dentro in verità. È più profonda di quel che pensavamo. Non è solo la scelta di un mestiere o di una facoltà, è la scelta di ciò che dà senso alla vita, o comunque la sua ricerca incoercibile, inevitabile. Tanti auguri a tutti ragazzi, credo che vi tocchi effettivamente un periodo molto difficile ma interessantissimo, così in movimento, così drammatico, che è veramente una fortuna esserci capitati in mezzo. Credo che se l'organizzazione mi conferma potrei aver finito l'intervento, a meno che ci siano domande in diretta. Sì, bene, grazie professore. Sì, non abbiamo sì, le domande direi che non si Sono quelle che mi avete fatto avere. Sì, quindi abbiamo Ok. ha risposto a tutte le domande, pertanto Spero di aver colto nel segno rispetto ai vostri obiettivi e al desiderio di aiutare i ragazzi, insomma, che sia stato sì, utile. sì, molti ragazzi infatti dalla chat abbiamo visto appunto che forse probabilmente potremmo andare avanti ancora un po', lei a parlare a loro e loro a porle Ma ci qualche rivediamo quesito. domani, no? Ci rivediamo domani, non saranno gli stessi, probabilmente Ah, domani alle 11, quindi c'è il nostro sì, il secondo appuntamento con i 700 anni di Dante, per cui ci rivediamo domani e la ringraziamo, ringraziamo tutti i partecipanti. perfetto. Grazie a voi, grazie davvero. A domani. Grazie, grazie, arrivederci a tutti.